Ho voluto anticipare il mio rientro da Vilnius, dalla Lituania, per venire ad incontrare il ministro Piantedosi, anche a seguito delle recenti dichiarazioni che sono apparse nei quotidiani, dove si mette al centro dell'attenzione del dibattito cittadino il tema della sicurezza. Certamente sono successi degli episodi spiacevoli, drammatici, ai quali non siamo abituati e ai quali non vogliamo in alcun modo abituarci, e per questo dobbiamo lavorare sodo, in squadra, per riportare la sicurezza nella nostra città, sia reale, come descrivono perfettamente i numeri delle nostre forze dell'ordine, sia percepita, perché anche la percezione di sicurezza è un elemento fondamentale che dà serenità alla comunità o in alcuni casi la toglie. Gli episodi recentemente successi tolgono la serenità alla comunità, e quindi su questo noi dobbiamo lavorare. Ringrazio il ministro Piantedosi per l'immediata disponibilità ad un incontro dove abbiamo analizzato con grande responsabilità e grande serietà tutti i numeri reali della nostra città, evidenziando un grande lavoro da parte delle nostre forze dell'ordine. Quindi fatemi ringraziare la Questura di Treviso, il Comando Provinciale dei Carabinieri, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza e tutte le polizie locali, a partire da quelle di Treviso, ma anche quelle dei comuni limitrofi, perché è proprio evidenziato un grande lavoro di repressione da parte delle nostre forze dell'ordine. Un dato che preoccupa molto e che vede un aumento sia su scala nazionale ma anche nella nostra città sono i reati commessi da extracomunitari. Questo è un dato di fatto che deve essere preso in considerazione sia dagli amministratori locali ma soprattutto dal governo, e devo dire che è forte la determinazione da parte del ministro Piantedosi e di tutto il governo di stringere da un punto di vista degli ingressi nel nostro paese e soprattutto trovare delle norme adeguate che possano consentire alle forze dell'ordine di liberare i nostri territori da quelle persone che vengono esclusivamente per delinquere. Siamo arrivati alla conclusione di questo incontro con le idee chiare. Il ministro ha garantito rinforzi da un punto di vista degli organici, sono da poco arrivati nuovi agenti della Polizia di Stato, arriveranno ulteriori carabinieri nelle nostre stazioni territoriali, e quindi ringrazio davvero il Ministro per questa sensibilità, ma faremo di più. Insieme ad Anci Veneto, quindi alla rete dei comuni veneti, stipuleremo un protocollo per la sicurezza, dove il Ministero garantisce investimenti puntuali e straordinari destinati ai comuni veneti, in modo tale da consentire a tutti i comuni, piccoli, medi o grandi che siano della regione Veneto, di incrementare la rete di videocamere di sorveglianza, incrementeremo gli organici e soprattutto lavoreremo insieme ai ministeri, quindi a Piantedosi così come al ministro Nordio, per mettere mano alle norme che consentano di avere leggi chiare, rispettate da tutti, ma soprattutto lavoreremo per la certezza della pena, che è uno strumento essenziale per dare dei segnali di legalità a tutti coloro che nel nostro territorio vogliono venire per costruire un futuro e soprattutto per garantire alle nostre comunità la serenità che meritano e che ci chiedono.